Ciao tifosi napoletani, i calciatori hanno deciso l'allenatore. Lo rivela Raspadori. I calciatori del Napoli, interrogati da Aurelio De Laurentiis, hanno indicato l'allenatore ideale per loro. Guarda il video completo per scoprire cosa ha rivelato Raspadori dopo Verona-Napoli che ha incuriosito i partenopei. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere il primo a conoscere le principali novità sul campione italiano in carica, è gratis. Rudy Garcia, nonostante le smentite degli ultimi giorni, ha rischiato seriamente di essere esonerato. Nessuna sorpresa. Quando una squadra come quella del Napoli, campione d'Italia, dopo aver ammazzato il campionato nella scorsa stagione, delude sia in termini di risultati che di prestazioni, è chiaro che anche l'allenatore venga messo in discussione. Aurelio De Laurentiis, prima di prendere delle decisioni affrettate, ha voluto vederci chiaro andando nel cuore del problema. Il presidente ha parlato chiaramente con i calciatori, chiedendo loro se avessero ancora fiducia in Rudy Garcia, se il francese fosse il tecnico ideale per loro. Nonostante qualche screzio prodotto principalmente dall'adrenalina, vedi le proteste di Kvara, Politano e Osimhen dopo le sostituzioni, la squadra è con l'attuale mister. A ufficializzare il pensiero della squadra è stato Giacomo Raspadori. L'attaccante è stato forse il primo calciatore del Napoli a prendere le parti in modo così netto a favore dell'allenatore. Garcia è il tecnico giusto per noi, le parole dell'italiano che sanno di fiducia nei confronti del francese. E voi napoletani, Rudy Garcia merita fiducia dopo questa vittoria sul Verona? Lascia la tua opinione nei commenti. A presto, forza Napoli sempre!